Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda lo spazio dedicato a Mixed, la settimana in cronaca politica con Enzo Cataruzzi che è già collegato con noi. Allora Enzo, partiamo subito, io direi, per quanto riguarda il nuovo segretario del PD, no? Sì, ciao a tutti. Naturalmente è iniziata la corsa, seppur in maniera molto blanda, tranquillamente, mi pare con piccoli passi, alla corsa per il nuovo segretario del PD. Infatti il mandato di Renzo Oliva è finito. Lui aveva preso il posto di Sciauri, che aveva fatto un passo indietro, si era dimesso e quindi aveva portato il Partito Democratico, tra parentesi, è riuscito a vincere a Udine, per cui si congeda con un carico in mano, insomma, per quello che può servire, ma comunque sia con una vittoria importante quella di Udine. Qui abbiamo due punti di riferimento, no? Per le prossime elezioni, quelle europee e quelle dei oltre circa 200 comuni che vanno al voto in Friuli, quindi è una sfida non da poco per il prossimo segretario. Si parla di Franco Leonarduzzi, che è l'attuale sindaco di Ruda, ma che è anche un coordinatore dell'ANCI dei piccoli comuni e della linea Bonaccini, era il coordinatore di Bonaccini qui in Friuli, naturalmente nell'ultimo congresso nazionale. Poi abbiamo anche due altri interessanti candidati. Una è la Manuela Celotti, ex sindaco di Trepogrande, ora consigliere regionale, molto, molto combattiva e molto anche impegnata sul fronte dei cattolici impegnati in politica, da parte democratica. Ma abbiamo anche l'ex senatore Russo, ora consigliere regionale, che Trieste guarda un po' anche lui alla leadership, ma però si dice che lui guardi molto più a fare il sindaco di Trieste, dato che adesso di piazza non potrà più candidarsi, per cui si sta preparando lì, no? Ma ci vorrà un po' di tempo perché insomma Di Piazza è Sì, sì, stato sì. eletto nel 2022, insomma, Sì, anzi ma no, 2022, sì, sì. evidentemente non vuole rischiare, magari, sai, le europee è un punto molto delicato per il Partito Democratico, perché Cioè, è scusa, chiaro che 2021, pardon, no 2022. sì, succede questo, che tutte le forze politiche, tra parentesi anche la Lega è in pieno congresso, ma qui abbiamo, diciamo, Dreosto che succederà a se stesso sicuramente, per cui le cose saranno molto diverse. In ogni caso le europee portano tutti i partiti ad andare per conto proprio, però nello stesso tempo devono cercare di chiudere le coalizioni per le amministrative in Friuli, no? E qui sappiamo che tutti i partiti hanno qualche, tra virgolette, qualche problema, no? Il Partito Democratico sarà costretto a fare l'unione totale per poter cercare di strappare più di qualche comune e di fare una bella percentuale alle europee. Così, naturalmente, anche Fratelli d'Italia, perché mi pare, leggendo l'intervista ultima del ministro Ciriani, il quale siamo tornati, ecco. Siamo No? tornati, siamo tornati. Del centrodestra, poi abbiamo Forza Italia che dovrà in qualche modo ricostruire un po' tutto dopo Berlusconi, la Lega stessa che c'è, insomma è uno scenario interessante dove i partiti cercheranno di dare il massimo. Sappiamo anche che in centro-sinistra sicuramente il Partito Democratico sarà trainante, anche perché il Movimento 5 Stelle non ha una grande diciamo così, capillarità per quanto riguarda l'amministrativo, ma non si sa mai. E poi è evidente che bisogna capire quante liste civiche ci saranno da una parte e dall'altra. Insomma, come si dice
il Friuli potrebbe essere di nuovo un Mm. laboratorio, insomma, no? Sì, Perché, infatti volevo chiederti, secondo te da qui a primavera, cioè a maggio, giugno, quando ci saranno comunque le elezioni amministrative, magari collegate alle europee o viceversa, staccate, ma solitamente le europee cadono sempre in contemporanea con le vabbè, sì. amministrative, secondo te vedremo qualche cambiamento anche per quanto riguarda la linea programmatica del governo in atto e di conseguenza anche da parte delle opposizioni, oppure ci sarà secondo te una situazione di stallo e forse solo all'ultimo minuto in base ai sondaggi ci potrebbe essere quel famoso cilindro con il coniglio all'interno? Beh, ma sicuramente le questioni governative nazionali influiranno molto sulle europee, ma io penso anche sul resto. E noi abbiamo due punti di riferimento nazionale che sono sotto gli occhi di tutti, no? È chiaro che la giunta regionale, quindi anche il governo nazionale, dovrà decidere sia sulla questione dei migranti, è un tema forte, l'hub di Ialmico non è una cosa, non è uno scherzo, e per cui c'è una mobilitazione di sindaci, ma anche di forze politiche che sono trasversali, no? Non è che la sinistra li vuole e le altre no. Mi pare che tutti hanno qualche dubbio e vogliono sapere che cosa dirà il presidente della giunta regionale e naturalmente il governo. Poi abbiamo l'acciaieria Green, diciamo così, il carico da 90 che riguarda un po' anche il lavoro qui in Friuli, ma anche l'ambiente e il turismo, e naturalmente abbiamo che qui tutti aspettano una parola da Federico, ma tenderanno un po' quello che farà il governo nazionale, perché oltre una certa cifra mi pare che possa decidere il governo nazionale. Ecco, qui Certo. si E poi giocano c'è anche il anche terzo i fronte, volevo consensi. dirti Enzo, c'è anche il Sì, terzo fronte legato al lago di Cavazzo con il famoso collegamento con la Somplago che va verso l'Austria. certamente, Ricordiamoci che c'è anche certamente. quello. Quindi, come vedi, i temi ce ne sono. Vogliamo Mm. mettere un altro, la sanità, la mancanza di medici di base, e anche questo è un altro grosso problema. E si sa, quando si va al rinnovo delle amministrative si mette vicino tutto, no? I servizi sono tutti, tutto per i cittadini. Naturalmente poi c'è anche il turismo che mi pare che ha fatto un meno 20%, c'è la questione della benzina che aumenta, e naturalmente a settembre ci saranno anche i tavoli sul lavoro, Varsila, Electrolux, tanto per dirne due, poi ce ne sono altri, insomma, no? Come vedi, la realtà delle cose ci riporta subito i nostri governanti a parlare, a dirla loro, e Certo. tutti aspettiamo, soprattutto il nostro governatore, perché è stato eletto con un 65% e E quindi la ha gente diritto, chiaramente si aspetta da lui si le aspetta da risoluzioni lui non tanto che nell'immediatezza, risolva no? le situazioni, quando che dica come la pensa, insomma, ecco. Certo. Senti, tra l'altro, in questi giorni, insomma, caldi, in attesa dell'autunno, ci sono stati diversi spot anche televisivi da parte della regione attraverso alcuni canali locali per dire abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo. Qualcuno dice che anche il collegamento, diciamo, bisettimanale tra Linate e Ronchi dei Legionari o Trieste Airport, come si dice, va bene da una parte, però dall'altra il Frecciarossa che collega Udine a Milano che potrebbe essere penalizzato, via dicendo. Questi proclami, insomma, buttati così, secondo te sono soltanto, diciamo così, per sviare le problematiche, come hai detto tu, prima, oppure effettivamente ci potremmo aspettare anche da parte della regione qualche mossa a sorpresa importante a favore della popolazione locale? Ma io spero che sia una mossa importante, anche perché tu hai toccato un tasto dolente, quello dei trasporti, e Udine è tagliata fuori da tutto, no? La questione ferroviaria, sono previste Trieste con una grande mobilitazione, ma Udine insomma ha qualche problema dal punto di vista viario. Ecco, questo dovrebbero un po' rivedere. Non è che si rivede subito, ma insomma la questione è delicata, insomma, no? Udine si sente un po' messa un po' all'angolo. Naturalmente a settembre riprenderanno anche un po' altre situazioni. Mi sono dimenticato prima di dire che la questione della tempesta, della grandine, eccetera, che ha
devastato un po' il Medio Friuli, anche quello è un problema, no? Il problema che riguarda un po' le risorse per riprendere un po' le attività. Insomma, penso che la giunta regionale ne ha tante gatte da pelare che in qualche modo dovrà stare attenti come ci si muove, no? Le posizioni sono abbastanza agguerrite, anche perché in questo momento appunto ci sono le elezioni nazionali, europee e amministrative, e poi c'è anche un altro dato, che c'è la disaffezione un po' della politica, che devono riprendere un po' la partecipazione un po' dappertutto. Quindi questi spot vanno bene per far capire quello che succede, ma poi la gente non si fa imbonire, la gente vuol vedere area per area quello che succede, la concretezza. E questa è una cosa importante. Bene, Enzo, direi che possiamo chiudere qui oggi il nostro appuntamento, perché abbiamo in 10 minuti parlato di tante cose. Volevo dirti un'altra cosa. Sì, intanto prego. Tutti stanno attendendo la nuova versione di Friuli Doc, e anche qui è una vetrina che vedremo come cambierà. Io penso che non mancheranno le polemiche sul nuovo logo, non mancheranno i distinguo, e anche qui sarà un momento anche di dibattito che accenderà un po' la miccia per tutti quanti le situazioni che abbiamo parlato adesso io e te. Bene, dunque consigliamo ai nostri amici vicini e lontani di rimanere in ascolto e soprattutto posizionare bene le antenne, perché come sapete e come ha detto giustamente anche il nostro amico Enzo Cataruzzi, tutto è possibile e potrebbe succedere qualcosa già nell'immediatezza, perché chiaramente le elezioni, come ha detto, a giugno ci vuole ancora tempo, deve passare Natale, Pasqua e via dicendo. Però sappiamo bene che in politica le tappe si consumano, come si dice, velocemente. Non abbiamo visto, Enzo, e poi io direi proprio concludiamo, anzi volevo chiudere con questa tua riflessione in merito ad alcune dichiarazioni che sono giunte, tu prima hai citato Ciriani, per quanto riguarda invece Fratelli d'Italia, perché sembra che all'interno di Fratelli d'Italia ci sia una sorta di resa dei conti, no? Tra il fronte destra tagliamento e sinistra tagliamento. Beh, certamente la parte destra tagliamento è molto più forte rispetto alla sinistra tagliamento, rispetto a Udine in sostanza, no? Anche perché Udine ha preso una percentuale molto bassa rispetto alle aspettative, per cui c'è un po' di apprensione, anche perché le europee sono un po' uno spartiacque per tutti i partiti, perché sappiamo che ognuno va per conto proprio, no? E qui le percentuali contano. Bisogna vedere se le stesse percentuali saranno rispettate anche nelle amministrative. Io penso che le amministrative ne vedremo delle belle, vedremo tante trasversalità in molti comuni, non andranno a vedere l'appartenenza politica quanto un cambio in molte amministrazioni. La gente vuole cambiare, vuole rivedere un po' tanti. E qui Fratelli d'Italia, che è il partito, diciamo così, egemono in questo momento del centrodestra, è quella che dà a livello nazionale, però a livello regionale non è così. A livello regionale la cosa è molto diversa, e Ciriani, senza giri di parole, con lo stile che lo contraddistingue, lo ha detto chiaramente, come dire, qui non abbiamo funzionato l'ultima volta, dobbiamo correre ai ripari con candidati credibili e con gente di rango, insomma, ecco, non insomma il primo che passa per la strada. Ecco, questo mi pare che il dibattito all'interno di Fratelli d'Italia è un dibattito molto interessante, come ritengo che per similitudine anche il dibattito che sta salendo nel Partito Democratico sarà molto interessante per capire quali saranno le alternative future, che sappiamo che in politica i tempi sono molto veloci adesso, non sono come una volta 10-15 anni, adesso in un anno e mezzo o due si consumano tante, come hai detto tu prima, tutto può cambiare, tante cose. Esatto, sì. Bene, grazie Enzo come sempre, grazie ai nostri amici vicini e lontani per la visione all'ascolto. Per Mixed, salvo cose particolari, torneremo la prossima settimana, stessa rete, stessa ora. Mandi, alla prossima. Alla prossima, Mandi.